Genova verticale da un punto di vista metaforico, culturale, ma anche reale, urbanistico. Sì, bisogna considerare un'immagine storica molto importante. Genova non è solo un porto fatto a ginocchio, come qualcuno dice, che potrebbe essere anche la genesi della parola Genova, Genova, ma è un anfiteatro perché è una conca questa di Genova. Noi adesso poi costruendo si legge meno, però è una conca che esce fuori dalle acque. Quindi Genova è sempre stata proprio topograficamente una città verticale. Poi è diventata verticale nei secoli, diciamo, ma soprattutto nel momento in cui c'è stata la rivoluzione industriale, cioè l'evoluzione industriale di Genova, e Genova è voluta diventare una città internazionale come è sempre stata, ma anche una città urbana, non solo città porto, ma città urbana. A questo punto noi abbiamo avuto le prime funivie e ascensori in una quantità che era record in Italia e una delle prime al mondo. Ma non solo, gli svizzeri venivano, cioè scusa, abbiamo preso gli ingegneri svizzeri che avevano lo stesso problema, anche loro verticali della loro città, e l'ascensore per esempio di Castelletto è stato costruito da uno svizzero. Devo dire che anche una società svizzera ha costruito la famosa albergo che è sulla galleria di San Tommaso a Genova, San Lazzaro, scusa, San Lazzaro Bassa di Genova, che è il famoso, adesso c'è dentro, ma era l'hotel più bello di Genova. Detto questo, città verticale oggi si può recuperare anche per un altro motivo molto interessante. Siccome vogliamo evolverci, vogliamo diventare una città capitale, una città importante nelle grandi metropoli italiane e anche mondiali, come sta cercando di fare Genova, ebbene questa città verticale va verso il cielo, va verso le grandi avventure di una città che è stata capitale del Mediterraneo quando il Mediterraneo era il centro del mondo. Vorrei anche terminare queste due parole che mi hai dato graziosamente da dire alle persone che ci ascoltano, con la poesia di Caproni, che è stato innamorato da Genova di diventare più genovese, malgrado che fosse un livornese, ed è proprio dedicata all'ascensore di Castelletto. La leggo perché Caproni, se sbagli anche una sola parola, non la apprezzi più. E dice: quando andrò in paradiso non voglio che una campana lunga sappia di tegola all'alba di acqua piovana. Quando mi sarò deciso d'andarci in paradiso, ci andrò con l'ascensore di Castelletto, nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo. E questa è la dedica che do a Genova, città verticale.